diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari per raccontarvi questa che di fatto potrebbe essere la gara decisiva della categoria Under 14 femminile, quella tra Pallacanestro Femminile Firenze e Esquilino Roma. C'è un altro match questo pomeriggio, ricordiamo che la categoria femminile è un quadrangolare con il regolamento del girone agli italiani, dunque non ci sarà una finale secca che ci sarà invece per quanto riguarda il torneo maschile. Non sappiamo ovviamente ancora chi sono le squadre che sono arrivate all'ultimo atto di questa 34esima edizione del Trofeo Segni. Le immagini sono di Andrea Faris, la regia affidata al nostro Mattia Toffoloni. Qualche piccolo problema d'audio in apertura, ovviamente l'intervista col patrone Emanuele Cacci la potete ritrovare in differita a partire da questo pomeriggio sulla pagina Facebook, sui canali di directasport.it. Andiamo però a presentare le protagoniste di questo match. In maglia biancorossa trovate le ragazze della Esquilino Roma. Ora una bella giocata a spalla canestro con un bel recupero da parte scusate, era ovviamente Firenze in maglia rossa. Ecco adesso il primo canestro da parte della Esquilino Roma, si tratta della giocatrice con la maglia numero 2, Agata Berto. Arriva dunque il canestro del capitano della formazione allenata da Massimo Baralla. Il patron della Esquilino Roma è Claudio Silvestri, lo conoscerete perché è team manager della nazionale che fu oro a Parigi, la nazionale di Carlton Myers. Esquilino Roma, un sodalizio che ha oltre 20 anni di storia, che ha la propria sede proprio al centro di Roma. Ci raccontavano i rappresentanti del sodalizio capitolino che sono praticamente a 5-6 km dal Colosseo, e dunque tutta l'essenza e la passione del basket della capitale in questo glorioso centro di basket, appunto l'Esquilino Roma. Il punteggio intanto 4-0 proprio per l'Esquilino. Citiamo un po' tutto il roster per quanto concerne la formazione di Massimo Baralla. Abbiamo con il numero 7 Emma Arcà, con il numero 22 Michela Baldoni, con il numero 19 Irene Battaglino, con il numero 2 Agata Berto, con il numero 3 Isabella Buonopane, con il numero 23 Chiara Davella, con il numero 25 Amanda Escobar, con il numero 9 Sofia Musillo, con il numero 28 Alice Muzzi, con il numero 4 Anita Nonno, con il numero 21 Claudia Panicali, con il numero 6 Arianna Pavolini, con il numero 14 Sofia Ramella, con il numero 0 Sara Schivalli, con il numero 34 Ilaria Verrubi. Oltre a Massimo Baralla guida la rappresentativa in terra sarda dell'Esquilino anche l'assistente Cristiano Tesea, assistente che andremo con tutta probabilità a disturbare durante questi due tempi da 15 minuti. Ricordiamo questo è il regolamento per quanto concerne la categoria femminile. Per quanto concerne invece la PFF, questo l'acronimo di Pallacanestro Femminile Firenze, troviamo col numero 0 Vittoria Marsili, con il numero 5 Asia Buscioni, con il numero 9 Bianca Affibbiato, con il numero 11 Chiara Pavoni, con il numero 19 Ilaria Borelli, con il numero 20 Eleonora Cerri, con il numero 23 Martina Fantini, con il numero 24 Azzurra Pietra Lunga, con il numero 30 Matilde Cioni, con il numero 31 Lisa Nara Iris Benvenuti, con il numero 48 Alessia Indelicato, con il numero 59 Caterina Fortuna. L'allenatrice Camilla Fontani, il dirigente accompagnatore Felicita Petroni. Sono stati 3 giorni di 2 giorni, perché in realtà il terzo giorno è quello di domani, dove non ci sarà pallacanestro, ci sarà la oramai consueta gita a Torre delle Stelle, una località a circa 30 km da Cagliari, ovviamente una caletta sul mare dove, per chi non lo sa, a casa anche l'inossidabile Pippo Baudo. Questo per far capire anche la qualità del luogo dove andremo a portare questi ragazzi per avvicinarli magari a un primo contatto col mare in quella che è una primavera che ha tardato un po' ad arrivare in Sardegna e che arriva a Travero proprio con l'inaugurazione del Trofeo Segni. Il risultato 6-4 per la formazione capitolina. In lunetta adesso il numero 19, si tratta di Irene Battaglino, che sbaglia il primo dei 2 tiri liberi. Ricordiamo che se l'Esquilino dovesse vincere questa gara avrà vinto la 34esima edizione, dunque potrà entrare nell'albo d'oro dell'evento organizzato dalla Scuola Basket Cagliari di Ermanno Iaci. In caso di vittoria invece da parte di Firenze ci sarebbe un arrivo a pari punti, 4 punti per praticamente tutte le formazioni, e dunque sarebbe necessaria una classifica avulsa in caso ovviamente di vittoria dell'Astro nell'altra gara, che dovrebbe essere risolta proprio attraverso il regolamento della classifica avulsa della FIP. Tocca per ultima in questo caso la giocatrice con la maglia blu, e dunque sarà rimessa quando il tabellone segna 9-4 per la
formazione di Firenze. La rimessa è affidata al numero 48 Alessia Indelicato. Ecco il pallone che arriva sul fondo, recupera ancora la formazione fiorentina con la numero 20 Eleonora Cerri, che prova l'1 contro 1, pallone però che è un po' troppo corto, finisce fuori. Sarà rimessa per la formazione capitolina. Rapido il contropiede in penetrazione, ottimo però il recupero difensivo, bel movimento fronte a canestro da parte della numero 7 Emma Arca. Arriva dunque un altro canestro per Roma, che inizia ad allungare un po' il vantaggio, 11-4 quando mancano 11 minuti e 43 secondi alla fine di questo primo tempo. Un bel duello di centimetri sotto canestro, recupera però ancora la formazione di Massimo Baralla, che ricordiamo guida anche la formazione maschile. Gran bel 1 contro 1 del numero 2. Si tratta di Agata Berto, molto abile qui a cambiare mano, andare dentro con la sinistra. Subisce però fallo Agata Berto, dunque andrà in lunetta per altri 2 tiri liberi che potrebbero permettere un allungamento del vantaggio. Io direi di andare a raccogliere intanto qualche considerazione da parte dei numerosi appassionati di basket addetti ai lavori qui sul parquet di Via Talete. Proveremo anche ad avvicinare l'assistente dell'Esquilino Roma, Cristiano Tesei. Tempi tecnici per arrivare sulla panchina della formazione bianco-blu. Risultato intento sempre fermo sul 13-4 e dunque 9 punti di vantaggio per la formazione capitolina. Con le immagini di Matteo Toffoloni intanto possiamo anche andare a vedere quello che sta succedendo fuori dalla palestra di Via Talete, dove si svolge un altro match. Andremo anche a vedere che cosa sta succedendo da quella parte. Io intanto, come promesso, ho raggiunto l'assistant coach Cristiano Tesei, che invito ovviamente a avvicinarsi qua a favore di telecronaca. Siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook direttasport.it. Un grande avvio questo, più 11 e poi scendiamo un po' più sull'argomento giovane. Un grande avvio. Un grande avvio soprattutto difensivamente, però la partita è lunga, le ragazze di Firenze sono molto motivate, ce la dovremmo sudare questa vittoria, questo sicuramente. Non è semplicissimo per un genitore far arrivare in Sardegna un'isola, anche se ovviamente la continuità territoriale la rende sempre più vicina nel tempo, le proprie ragazze, ancor più dei propri ragazzi. E allora sono curioso di chiedervi qual è stato il feedback, qual è il feedback consegnate alle famiglie su questo torneo e sulla sicurezza, no, dei loro figli. Allora, su questo torneo è un'esperienza che serve per far crescere le ragazze. Questo poi è un gruppo che lavora insieme da tanto e con coach Baralla hanno già avuto altre esperienze di tornei, sono un gruppo che è straordinario di ragazze che lavorano insieme, si allenano con grande voglia e con grande entusiasmo. La sicurezza è legata alla sicurezza che loro hanno della società, dei propri accompagnatori, del proprio coach e della serietà delle ragazze stesse, che sono veramente consistenti da questo punto di vista. Rispetto alle passate edizioni, ne parlavamo prima con il patrono Ermanno Iacci, spesso i ragazzi in questa età tendono a legare magari proprio l'ultimo giorno, poco prima di andare via. Qui non so se com'è, è successo qualcosa di particolare. Il primo giorno si è creata una discoteca spontanea e sono sembrati amici da subito tutti quanti. Sì, ma questo è anche legato allo spirito che pervade questo torneo. Ti fa sentire famiglia, ti fa sentire sicuro, ti fa sentire divertito. Devo dire, io questa è la mia terza esperienza a questo torneo, è sempre più un piacere più che l'aspetto che interessa, naturalmente quello che conquista e quello che arricchisce l'aspetto umano, l'aspetto di conoscenza, anche di amici e di persone che sono così lontane da noi. Però si parla anche di
dagli addetti ai lavori, ci stanno seguendo ovviamente non solo da Sardegna, tanti anche dal Lazio e dalla Toscana. È brutto chiedertelo perché è una categoria molto vicina, più vicina al minibasket che al settore giovanile, ma c'è qualche elemento in questa Esquilino Roma che potrebbe avere qualche chance di carriera nelle categorie importanti, o è troppo presto per dire? Sì, secondo me è un po' presto. Io penso che la forza di queste ragazze come del gruppo dei ragazzi è nel gruppo, gente che si vede. La nostra è una realtà di quartiere e i ragazzi hanno degli spazi dove si incontrano, dove crescono insieme, sia ragazzi che ragazze. E non vogliamo parlare di futuribilità, perché secondo me questa è ancora un'età in cui si divertono, crescono. Chiaramente ci sono degli atleti che sono interessanti, però quello che vorrei sottolineare è che quello che la società ci chiede è di creare un gruppo di persone che possono stare insieme e possono poi frequentarsi sempre e comunque. Adesso si considera la quantità non in linea con la qualità, no? Nei gruppi, parlo soprattutto del mondo minibasket, io vengo anche da quel mondo. In realtà non so se puoi essere d'accordo con me, avere gruppi molto numerosi è di fatto ciò che evidenzia probabilmente la qualità dell'istruttore, no? Che è stato forse capace di avere acceso quella fiammella giusta che poi è utile a tenere vivo il fuoco indipendentemente da quelli che sono magari poi gli istruttori che ti arrivano successivamente. Non so se puoi essere d'accordo. No, sono sicuramente d'accordo, i nostri colleghi che lavorano con il mini basket sono bravi, preparati, motivati e motivatori. Abbiamo gruppi molto numerosi in spazi che vorremmo migliori, ma molti dei nostri bambini sono contenti e ce li ritroviamo nelle categorie. Devo dire lo sforzo del nostro presidente di farci lavorare nelle migliori condizioni possibili ci spinge anche a lavorare con entusiasmo. Poi abbiamo molte categorie mini basket solo femminili, le nostre bimbe dagli 8 anni giocano sempre insieme e quindi è per noi motivo d'orgoglio continuare a lavorare così. Grazie, ringrazio allora Cristiano Teselli, facciamo ovviamente l'in bocca al lupo, torniamo a raccontare questa squadra in campo. 17-7 dunque il risultato a vantaggio della formazione dell'Esquilino Roma. Adesso c'è un cambio. - 17-7 come detto il risultato, mancano poco più di 8 minuti, mi sembra di vedere da qua, ci avviciniamo però al tabellone di gioco, sono poco meno di 7 minuti di gioco. Allora siamo in diretta streaming, io vado a sedermi a fianco a Felicità Petroni, abbiamo parlato con Cristiano Tesei dell'Esquilino Roma, capitolo sicurezza, perché al di là del lato tecnico che non è quello che ci interessa in questo torneo, ci siamo detti più volte, per un genitore, tu sei un genitore che si è prestata al ruolo di accompagnatore in questo torneo, decidere di far andare le proprie ragazze, ancor più dei propri ragazzi, quindi ancora un aspetto forse più delicato, in Sardegna, indipendentemente dal fatto che la continuità territoriale ormai ci avvicina da quelli che di fatto potrebbero essere sconosciuti, potrebbe non essere stato facile. Allora ti chiedo, qual è stato il feedback che è arrivato da questo torneo per voi? Allora, il feedback è stato un feedback totalmente positivo, le ragazze che sono nelle famiglie sono felicissime, si sentono praticamente a casa, i genitori se le sentono un po' come delle figlie adottive, quindi se le coccolano, le portano fuori a mangiare. Stanno benissimo, quindi bello, un'esperienza da fare, da rifare, da consigliare. Quindi genitori a casa, state tranquilli che le vostre figlie
stanno bene e torneranno cresciute sicuramente. Adesso le vedete con la nostra diretta streaming, stanno giocando tutte anche molto motivate. È successo qualcosa di diverso rispetto alle scorse edizioni, ne parlavamo prima, in genere i ragazzi legano l'ultimo giorno degli eventi, magari proprio un'ora prima di andare via, di risalire sull'aereo. Qua è successo qualcosa di strano il primo giorno. Qui subito hanno legato il primo giorno e quindi tutto bene, insomma. Parliamo anche un po' dal punto di vista tecnico, ne parleremo poi ovviamente con l'allenatrice Camilla Fontani. Sono cambiati i giovani di oggi? Rispetto Le nostre generazioni? sì, un pochino sono cambiati perché noi non avevamo tutto il discorso social, quindi lo sport forse è l'unica cosa che riesce a legare i ragazzi, quindi lasciamo da parte i telefonini, mettiamoci su uno spalto, facciamo amicizia. Soprattutto nel fare sport bisogna giocare ancora vicini fisicamente l'uno con l'altro, laddove i social ti permettono di stare a contatto senza esserci poi nei fatti. Un aspetto questo che non avevamo mai preso in considerazione, che è una valenza sociale. Lo sport di squadra come la pallacanestro è anche una micro società, come tale è sicuramente lo strumento utile per imparare a vivere nella società quella vera. Sì, scusate ma sto guardando la partita. Qual è tua figlia? Perché immagino che ci sia. Adesso è in campo, è in panchina. Io non so se coach Camilla Fontani ci dà l'ok, magari ci potremo anche avvicinare a strappare due parole con le ragazze. Non so se vuoi farti tu da tramite, perché siamo perché comunque è un match importante. No, assolutamente no. No? Assolutamente no, perfetto. Va bene, allora Questa partita perché comunque è una gara apertissima, ricordiamo 18-7 il risultato, 7 minuti, no, 5 minuti, non riesco davvero a capire, ingannati un po' dalla luce, lo andiamo a vedere allora qua. Quanto manca? 8 minuti? Quindi prima abbiamo avuto 7,57. Allora 18-7 il risultato, allora ringrazio Felicita Petrone e faccio un salto all'aperto per vedere cosa sta succedendo. Grazie. (18-7) risultato a 6 minuti e 14. Ora ci siamo posti in posizione per vedere bene il tempo che rimane alla fine di questo primo tempo. Ricordiamo il regolamento del settore femminile impone due tempi da 15 minuti, risultato 18-7 ancora per la formazione di Roma. Vedete quello che sta succedendo nel campo all'aperto di Via Talete. Sono stati 2 giorni nei quali si sono svolti 3 gare la mattina e 3 gare nel pomeriggio, quindi proprio una non stop di basket giovanile riservata alla categoria under 13, under 14 maschile e femminile. Torniamo però a raccontare quello che sta succedendo in campo. Balza da parte della formazione toscana, c'è un fischio di palla 2, regola del possesso alternato, dunque ancora attacco affidato alla formazione toscana in maglia biancorossa. Pallone però che sfugge qui dalle mani della
della numero 20 Eleonora Cerri. Allora si riparte con una rimessa per l'Esquilino Roma. Ha il problema di superare la metà campo la formazione capitolina, un bel taglio a canestro che finisce proprio con il centro da parte della numero 19 Irene Battaglino. 20-7 il risultato. Fasi concette qua, grande agonismo da parte di MRK. Può ripartire ancora Esquilino, qua c'è una stoppata considerata regolare da parte dei direttori di gara, forse poteva esserci un fallo, non è così secondo gli arbitri. Allora si riparte con un nuovo attacco da parte di Firenze. Bella qua la penetrazione di sinistro di Eleonora Cerri. 20-9 dunque il risultato, 1 contro 1 ancora da parte della formazione romana. Pallone che non tocca il ferro, riconquistato ancora però da parte dell'Esquilino Roma. Ancora un taglio sotto canestro da parte del numero 19 Battaglino. Il pallone però, siamo già nell'altra metà campo, ottimo scarico da parte di Firenze. 20-11. Intanto sono pronte sul cubo del cambio la numero 48 Alessia Indelicato e la numero 9 Bianca Affibbiato. Un'altra bella penetrazione da parte di Roma, non finisce con il canestro. Può ripartire ancora Firenze, un ritmo ovviamente caratterizzato dalla tipologia della categoria. Bello 1 contro 1, qua c'è però l'ottimo raddoppio difensivo, ma c'è anche il fallo da parte della numero 3 Isabella Buonopane e dunque la numero 11 Chiara Pavoni andrà in lunetta per provare ad accorciare questo divario che si è fatto oggi, si è fatto ora abbastanza cospicuo. 11 punti, 20-9 il risultato. Diretta Sport.it, la TV sempre più dello sport sardo. Anche in questo weekend pasquale siamo qui a raccontarvi tanto basket. Nel pomeriggio la differita della gara del CUS Cagliari, una delle 3 formazioni sarde impegnate nel campionato di Serie 2 femminili di basket. Calcio giovanile con il trofeo internazionale di Pasqua organizzato dalla Star Sport di Olbia. E poi pronti subito dopo questo giorno e mezzo di stop a ripartire con i nostri lunghi weekend con una media di 8 eventi. Siamo reduci dal trofeo delle regioni di calcio giovanile e quindi un'altra bella vetrina per il mondo dello sport sardo, un'altra grande esperienza per giovani, evento che abbiamo trasmesso in diretta streaming in collaborazione con la FIGC Sardo, comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Numeri da capogiro, pensate, abbiamo chiuso la settimana con quasi 200.000 persone sulla nostra pagina Facebook, 195.000 erotti per l'esattezza, motivo in più per seguirci sempre più numerosi e perché no, per diventare nostri partner commerciali. Raccontiamo sport sardo, discipline sportive raccontate in appena 3 anni. Peraltro si avvicina anche alla penisola. Intanto torniamo però a raccontare quanto è successo. Arriva un'altra stoppata da parte della formazione toscana. Si tratta della numero 20 Eleonora Cerri. Cerri si incarica poi anche del ruolo di playmaker, ripartendo anche in attacco. C'è il fallo fischiato qui alla numero 25 dell'Esquilino Roma. Si tratta di Amanda Escobar. 3 minuti ancora da giocare in questa prima frazione. 20-9, non si segna da un po' né da una parte né dall'altra. Il pallone recuperato adesso ancora da Roma, poteva esserci una rapida transizione, il pallone non arriva solo adesso con un ottimo scarico, gioco a 3 da parte della formazione bianco-blu. Recupera però ancora Firenze, qua forse una leggera infrazione di passi, ovviamente tanta tolleranza da parte dei direttori di gara per quelli che sono movimenti tecnici particolarmente delicati che si acquisiscono solo con tanta esperienza e tanti anni di pallacanestro. Guardate la grande energia di Laura Cerri di sinistro, trova anche un bel canestro la mancina di Camilla Fontani
20-11. Dunque poteva sembrare deciso questo match, non è così, anche perché Roma sta sbagliando abbastanza. Recupera poi un altro pallone, ancora la formazione fiorentina, c'è il recupero, forse c'era anche il fallo, non è così, ha toccato per ultima la numero 4 di Firenze, numero 4 che però non, no, numero 48 scusate, Alessia Indelicato, tocca per ultimo, dunque nuova rimessa affidata all'Esquilino Roma. Esquilino Roma che ha dalla sua il tifo anche per quanto concerne la formazione maschile, presente dunque una doppia rappresentativa qui al 34esimo Trofeo Segni. Con tutta probabilità questa è la più longeva manifestazione di basket giovanile in Sardegna, iniziata nel 1985, dominio dell'Esperia Cagliari per circa 5 anni, poi 4 titoli consecutivi conquistati dalla Fanola Caserta, tra le partecipazioni anche la Fortitudo. Questo per quanto concerne l'Albo d'Oro al maschile. Nell'Albo d'Oro al femminile ovviamente le padrone di casa dell'Astro Cagliari, che hanno vinto la prima edizione del 1989, poi San Raffaele Roma, Cus Cagliari, Atena Roma, un'altra grande storica squadra partecipante a questo torneo, che quest'anno non ha preso parte a questa 34esima edizione. E poi Gymnasium Napoli, Stelle Marine Ostia, Fard Vomero Napoli, insomma tante formazioni. Pensate, 8.000 sono i giovani, 7-8.000 i giovani che si stima abbiano calcato i parquet del CEP qui a Cagliari. Un'infrazione di passi intanto per la formazione capitolina, 22-11, 1 minuto e 39 ancora da giocare. Arriva il cambio, va a sedere in panchina la numero 25 della Esquilino Roma, Amanda Escobar. Ancora di Cerri, prova la tripla, scarica però di gambe la numero 4, 48 scusate, ancora una volta Alessia Indelicato, scusate, era la numero 9, e cioè Bianca Affibbiato. Nuovamente un cambio, nuovamente in campo la numero 2, il capitano Agata Berto per Roma che continua a guidare sul 22-11, 11 punti di vantaggio, che non sono pochi in una categoria in cui ovviamente non si segna tantissimo in virtù dei tanti errori. Ottimo movimento qua da parte di Bianca Affibbiato, che trova un bel canestro in penetrazione fluida, apparentemente facile, è stata molto brava ad appoggiare con la mano sinistra. Attenzione perché Firenze è lì, è a 9 punti di ritardo, 22-13, con un altro tempo ancora da giocare. E recupera ancora un altro pallone, poi solo per un attimo però, perché recupera ancora Roma, scarica molto bene questo pallone per la numero 7 Marcà, che deve solo appoggiare al tabellone. 24-13, quindi più 11. Qui chiede un po' troppo forse Affibbiato a quelle che sono le sue capacità. Ottimo però anche in questo caso il raddoppio difensivo. Anche in questa occasione un po' troppo individuali. Rapida intanto ancora una volta la transizione di Roma, che trova un altro canestro di Marcà, dunque 26-13 più 13 sarà l'ultimo attacco, perché mancano appena 10 secondi. Arriva il rimbalzo, ma Arcà recupera un altro bel rimbalzo, tiro dell'ultimo secondo, e dunque si chiude questa prima frazione
di Esquilino Roma, pallacanestro femminile Firenze, 26-13 il risultato per la formazione romana. Prendiamo un piccolo spot e poi torniamo in diretta. Siamo tornati in diretta dalla Palasport di Via Talette al CET, 26-13 dunque il risultato a favore della formazione Roma, che vedete giocare in attacco in questo momento l'Esquilino Roma contro la pallacanestro femminile Firenze. Non è la finale della 34esima edizione del Trofeo Segni, ma è di fatto per probabilità il match che potrebbe decidere l'ingresso nell'Albo d'Oro, perché il Roma ha sempre vinto e se dovesse vincere ancora una volta andrebbe a conquistarsi questa 34esima edizione. L'attacco però adesso è da parte di Firenze, dà segno la numero 0 Vittoria Mazzilli, è diventato il tifo da parte della formazione maschile della Sancat Firenze. L'inizio che non è lo stesso rispetto alla PFF, ma è comunque molto vicina alla formazione fiorentina, anche in termini di collaborazione tra le due società. Sono loro le due rappresentative toscane presenti alla 34esima edizione. Volevamo raggiungere qualche allenatore delle altre formazioni, in questo momento non troviamo però nessuno qua vicino alla nostra postazione. Allora ovviamente promettiamo di andare a raccogliere le considerazioni degli altri addetti ai lavori magari questo pomeriggio, ricordiamo a partire dalle 19:30 quando faremo la diretta streaming della finale maschile, girone maschile o meglio categoria maschile che si suddivide in due gironi, girone A e girone B. Nel girone A hanno preso parte Sancat Firenze e Esquilino Roma e Scuola Basket Cagliari. Nel girone B invece Morbegno, Sublanu e San Salvatore Selargio. Se forse è anche il caso di andare a raccontare, mentre il nostro Andrea Farris racconta le immagini grazie al supporto tecnico e regia di Mattia Toffolon, quanto sta succedendo in campo, nel raccontare quelli che sono stati i risultati della giornata di ieri, la prima giornata del Trofeo Segni che si concluderà poi domani con la consueta gita a Torre delle Stelle. E allora i risultati in campo maschile: intanto nella gara d'apertura la Scuola Basket Cagliari ha perso per 39-8 contro Sancat Firenze. Nel campo all'aperto del CEP si è concluso invece con la vittoria del San Salvatore Selagius, la sfida contro in parità del Morbegno per 43-37. Morbegno però poi si è rifatta nel successivo match, quello delle 11:30 contro il Sublano Selargius, vinto proprio dalla formazione giallo-blu per 50-22. Scuola Basket Cagliari che ha perso contro l'Esquilino per 34-62 nel match delle 11:30, giornata che si è conclusa con la vittoria della Sancat Firenze contro l'Esquilino per 48-37 e con la vittoria del San Salvatore Selagius contro il Sublano per 45-27. Intanto ho raggiunto Carlo Zedda, responsabile del settore giovanile del Fotodinamico Cagliari, formazione che milita nel campionato di Serie B maschile qua a Cagliari, la squadra della città del basket cagliaritano, ma che è anche uno storico pilastro della Scuola Basket Cagliari. A lui sono affidati gruppi di punta. Qualità di questa 34esima edizione del Trofeo Segni. Buongiorno Carlo. La qualità è sempre molto elevata. Da 34 anni siamo riusciti ad esprimere anche qualche grande talento locale, ma soprattutto c'è sempre un grande spirito che al di là della qualità tecnica è sempre vincente, perché riguarda i giovani, riguarda la socializzazione, riguarda diciamo l'alchimia vincente tra qualità tecnica e interazione tra la disciplina della pallacanestro. Dopo tanti anni a guidare le prime squadre, ricordiamo ottimi risultati nei campionati di C nazionale, di B nazionale, sei tornato quest'anno a prendere in mano il mondo dei giovani, la categoria 2007-2006, quindi a Aquilotto esordienti. Allora ti chiedo, come sono i giovani di oggi? Allora, i giovani di oggi sono come i giovani di 10 anni fa. Bisogna semplicemente avere la voglia di allenarli. Io quest'anno mi sono riaffacciato al mondo del settore giovanile con grande entusiasmo, con grande voglia di fare, di rimettermi in discussione con i giovani per poterli magari trasmettere
quello che fa parte del mio bagaglio di aver acquisito in tanti anni, non solo di categorie giovanili ma anche senior, magari con qualche solidità in più rispetto a 20 anni fa, 25 anni fa, quando ho iniziato ad allenare. Si parla dei social, di quanto in qualche modo questi possano condizionare la vita dei giovani d'oggi. Social e sport, o sport e social, insomma, in che modo si può rimettere il giovane nel binario giusto? Ma dandogli semplicemente gli strumenti per divertirsi, imparare, giocare a pallacanestro, tutto farglielo fare con il massimo dell'entusiasmo. Poi i ragazzi vanno soli, noi siamo semplicemente delle linee, dobbiamo fare semplicemente da linee guida per questa gioventù che insomma è in crescita, con tutte queste grandi attrazioni che oggi un pochettino cercano di distoglierli dal mondo un pochettino più sano, perché anche i social sono utili, ma presi a piccole dosi e soprattutto con la giusta moderazione. Parliamo anche un po' del basket a Cagliari, sono in tanti a seguirci anche nel mondo nel mondo isolano della pallacanestro. Quest'anno c'è stato l'arrivo della Cagliari Dinamo Academy, della Pasta Cirino Cagliari, formazione di A2, c'è la storica realtà della Fotodinamico Cagliari. Cosa dice il termometro del basket? Ma il termometro del basket dice che comunque Cagliari è in crescita dal punto di vista delle prime squadre, sicuramente queste faranno da collante anche per il settore giovanile. Insomma, si spera che motivino tutti questi ragazzi a migliorarsi, a crescere, ad ambire alla prima squadra, qualunque sia poi il livello di appartenenza che ogni atleta nel suo piccolo riesce a raggiungere. Chiaramente, perché lo sport non è solo sport di vertice, ma bensì anche le altre categorie rispetto alla 2 e alla Serie B devono esistere, esistono e devono continuare a poter esistere, perché diciamo che fanno parte tra l'altro della maggioranza degli atleti locali, dove possono arrivare assolutamente nella maggior parte degli atleti locali, dunque non bisogna dimenticarlo. Però lo sport di vertice sicuramente può aiutare, io vado spesso a vedere entrambe le formazioni, vedo che comunque ci sono tanti appassionati, mi aspetto che continui a migliorare il fenomeno pubblico, mi aspetto che continui ancora di più a crescere Cagliari, che continui ancora di più a crescere la Fotodinamico, questo soprattutto me lo auguro visto che ci sono dentro in prima persona, ma la cosa che più mi fa piacere è vedere nei campi di pallacanestro tanti giovani ancora, come in questa manifestazione dove ci sono tante squadre, tanti giovani che sono in piena crescita, mi auguro di poterli accompagnare per tanti anni ancora. Torno a battere con un'ultima curiosità sul mondo del basket giovanile, non so se puoi essere d'accordo con me, intanto ci hanno raggiunto i rappresentanti della formazione del Morbegno che andremo immediatamente a catturare in termini di considerazione, non scappar via, eccolo qua. Intanto concludiamo, Carlo, dicevo, torno a battere sull'argomento basket giovanile, specializzazione della disciplina sportiva, no? Su questo si lavora molto. Il Comune Nazionale, se non sbaglio, dice consigliata tra gli 11 e i 12 anni, l'errore che si fa è che probabilmente si mettono ancora fanciulli nelle mani di coloro che non vogliono essere istruttori ma vogliono essere e sono prima di tutto allenatori. Questo significa accentuare in maniera un po' troppo esagerata il lavoro sul campo, lasciando sempre meno spazio a quello che è il gioco, il vero e proprio strumento di apprendimento. Certo, qui chiaramente io farei una specializzazione più che per i ragazzini, la farei per gli istruttori e per tutti gli allenatori, perché poi alla fine sono loro che hanno i segreti in mano per riuscire a coinvolgere i ragazzi e per riuscire a far diventare questi ragazzi, a farli divertire attraverso il gioco, con gli strumenti giusti, farli imparare a giocare a pallacanestro, a divertirsi, a crescere.
dei grandi professionisti se ne hanno poi le abilità tecnico-fisiche. Chiaramente ribadisco che lo sport per la maggior parte, ma non la pallacanestro, per la maggior parte dei casi quello d'elite non è per tutti. Certo, bisogna ambirci, ma bisogna ambire sempre ad arrivare al massimo con la specializzazione e tutto quanto, ma chiaramente la cosa fondamentale è che i ragazzi oggi, come oggi, abbiano gli strumenti per imparare intanto a stare insieme, a giocare, a divertirsi e pian piano, se poi avranno bisogno di specializzarsi ulteriormente, ne avranno sicuramente il tempo e il modo nelle società adeguate che ci sono a Cagliari, piene anche di grandi e buoni allenatori. Grazie allora a Carlo Zedda, responsabile del settore giovanile della Fotodinamico Cagliari, pietra miliare della Scuola Basket Cagliari. Andiamo a affacciarci a quello che sta succedendo sul parquet di gioco, 41-18 per la formazione dell'Esquilino Roma, che dunque di fatto sta oramai in qualche modo mettendo una ipoteca su questa 34esima edizione del Trofeo Segni. Rimangono 9 minuti e 55 secondi ancora da giocare. Sono 2 tiri liberi per la giocatrice di Firenze con la maglia numero 59. Si tratta di Caterina Fortuna. Aveva i rappresentanti di Morbegno, mi sono sfuggiti via. Vediamo se riusciamo a raggiungere. Intanto le immagini sono sempre di Andrea Faris e Mattia Toffolon, che vi racconto questi ultimi minuti di Esquilino Firenze. Ora abbiamo raggiunto il bianco, poi un po' all'interno del campo per avere una ricezione un po' migliore. Facciamo il su questa 34esima edizione del Trofeo Segni. Morbegno praticamente, se non le ha fatte tutte, poco ci manca. Siete lontani, però il desiderio di tornare in Sardegna è vivissimo ogni anno. Sì, diciamo che per la nostra società è sicuramente un evento importante, ogni anno ci teniamo a partecipare. Ti posso raccontare che io l'ho giocato questo torneo a 14 anni da giocatore e poi quest'anno è il terzo anno che torno come coach, prima come assistant coach e poi dopo come coach, per cui l'ho vissuto sia da ragazzino che poi dopo da allenatore e devo dire che la cosa che accomuna tutte queste esperienze è l'atmosfera che c'è in questo torneo, per cui il fatto che qui si respira un'aria basata sull'amicizia, sui valori dello sport, per cui si gioca sempre in maniera leale ed è la cosa più importante, così come è importante il fatto che i nostri ragazzi possono conoscere altri ragazzi, altri modi di vivere, altri modi di giocare a pallacanestro, altri modi di stare insieme. Io mi sento di ringraziare Ermanno, ma soprattutto le famiglie di Cagliari che ogni anno ospitano i nostri ragazzi, li tengono con loro, li adottano per 3 giorni, per cui non posso che ringraziarli come ogni anno. Prova a ripercorrere le tracce che in qualche modo ho provato a segnare con gli altri ospiti. Intanto mi hai anticipato un po' tu, capitolo sicurezza, 13enni, 14enni nelle mani di famiglie di sconosciuti. Quale feedback date voi di questo torneo alle famiglie quando poi si avvicina a Pasqua?
Beh, noi è la garanzia delle frequenze, nel senso che i miei genitori ho semplicemente detto anche quest'anno andiamo a Cagliari e le edizioni prima confermano la cosa e quindi è andato tutto bene, non ho avuto problemi di autorizzazioni, diciamo così, quindi nessun problema. Parliamo un po' di cosa significa avere come materiale umano i giovani che sono sicuramente cambiati, l'aspetto dei social incide molto, sempre meno rapporti personali dei ragazzi, sempre più rapporti a distanza, lo sport di squadra cosa fa? Che contesto ha in tutto questo? Allora diciamo che per rimanere sul torneo quest'anno mi sono reso conto, visto che io era un po' che non venivo, quanto il telefonino in mano ai ragazzi abbia cambiato alcune dinamiche. La prima è la dinamica con le famiglie, nel senso che una volta le famiglie venivano lasciate, magari si sentivano fra genitori utilizzando il telefono di casa, per cui si chiamava la nostra famiglia da su, chiamava la famiglia qui, si sentivano, si salutavano, si ringraziavano. Invece adesso è costante il contatto con la famiglia del ragazzo e questo sicuramente ha alcuni aspetti positivi, ma bisogna stare attenti perché non li lasciamo andare, non li lasciamo da soli, rischiamo di tenerli troppo attaccati e agganciati alla nostra supervisione e quindi ridurre un po', limitare la loro crescita e la loro autonomia, è la cosa principale. Per quanto riguarda lo sport di squadra in particolare, è importante spegnere i telefoni, è importante lasciare fuori in alcuni momenti tutto ciò che è social, vivere il presente, vivere il momento, non postarlo ma viverlo come dicono anche alcune canzoni. Sull'argomento quello dei telefonini, delle legame con le società, con i genitori, scusami, è in effetti un aspetto curioso che va soprattutto a vantaggio, se vogliamo anche un po' egoistico da parte dei genitori che fanno meno fatica a liberarsi di questa cosa, ma glielo dobbiamo ricordare ai genitori. Sono genitore anch'io, non so per quanto ti riguarda anche tu, non c'è dubbio, noi non ci saremo sempre ad allargare le spalle a proteggerci. E neanche a fare la borsa, a ricordargli le scarpe, a ricordargli il documento di identità e tutto quello che serve per fare l'attività sportiva. Quindi lasciamo che i ragazzi sbaglino, lasciamoli andare, che tanto è in questo momento qua che imparano, per cui lasciamoli sbagliare, lasciamo la loro autonomia, che è importante, e fidiamoci degli allenatori che lo fanno con passione. Facciamogli vivere, non so se sei d'accordo con me, anche qualche piccola ingiustizia, perché poi è da lì che si capisce il valore delle cose, no? Assolutamente sì, qualche piccola ingiustizia, come può essere un fischio sbagliato di un arbitro, come può essere un avversario che in quel giorno è un po' più tosto e un po' più duro. Lasciamo che vivano tutto questo e che sappiano gestirlo, che è la cosa principale per crescere. Scendendo un po' nel tecnico, ti chiederei sul capitolo specializzazione della disciplina sportiva. Il CONI nazionale dice 11-12 anni bisogna iniziare a fare qualcosa, questa è l'età dell'abbandono, figlia forse proprio del fatto che i ragazzi sono messi in mano non più ad istruttori mini basket, parlando del nostro sport, e dunque di coloro che hanno la capacità di accendere la fiammella della passione, ma troppo presto sono messi in mano ad allenatori che vogliono sviluppare un lavoro che non è idoneo a quello che è il loro momento. Più gioco, meno selezione. Diciamo che questa è anche un po' la politica che contraddistingue una società come la nostra, nel senso che Morbegno è una realtà piccolina, per cui fa dell'avere bambini e poi ragazzi in palestra anche il suo punto di forza, per cui per noi è impensabile un concetto di fare selezione, per noi qualsiasi bambino viene in palestra e qualsiasi ragazzo viene in palestra e si approccia alla pallacanestro è benvenuto, anche perché noi non sottovalutiamo, come scuola basket ed Ermanno ci insegnano, l'aspetto sociale che ha e deve avere la nostra attività. Ecco, dopo io sono anche dell'idea che comunque all'interno della palestra, quando si viene in palestra, i ragazzi e i bambini devono sapere che non sono in un posto qualunque, sono in una palestra, quindi si gioca comunque a basket, per cui bisogna cercare di creare una squadra, tenere in palestra tutti, ma riuscire anche a insegnargli qualcosina, e si può fare anche con una squadra allargata, con numeri un po' più ampi. Questa piacevole chiacchierata mi stai dando degli assist e degli input. Parto da quello che è un atteggiamento tipico nel mondo della pallacanestro. Si cresce nel tempo, si fa sempre più selezione, i ragazzi
giocoforza giocano di meno, perché va anche detto che c'è chi ha più e chi ha meno capacità. C'è un atteggiamento tipico del mondo del pallacanestro, quello di buttare dentro il 12° ragazzino negli ultimi 20 secondi quando la partita è ormai finita. Ma non sarebbe più facile utilizzare degli strumenti un po' più attivi, buttarlo magari nella mischia nella prima parte della gara, renderlo magari protagonista, renderlo davvero facente parte del gruppo? Sì, hai assolutamente ragione. Devo dire che anche a me è capitata da allenatore questa situazione, anche oggi, anche in questo torneo, in un paio di occasioni abbiamo visto questa cosa. L'importante però è rendersi conto che se un ragazzo non è neanche pronto, sufficientemente pronto ad affrontare certi momenti della partita, è anche sbagliato buttarlo dentro e metterlo in difficoltà. Ecco, non bisogna riservare soltanto a un ragazzo che sta crescendo, che magari è partito un po' dopo, che non è neanche ancora pronto, solo gli ultimi 20 secondi. Bisogna essere in grado magari di farlo in più battute, perché poi la pallacanestro è uno sport che per fortuna ti permette di togliere, mettere una persona, quindi alternarsi su queste situazioni qui e aiutarlo così a crescere senza metterlo in difficoltà. Chiudiamo con una battuta, poi ti chiedo com'è andata questa 34esima edizione del Trofeo Segni. La pallacanestro è uno sport di squadra, tanti sono gli sport individuali. Facciamo uno spot al mondo della pallaspicchi. Perché portare un ragazzo a fare basket? Perché oltre a giocare uno sport che dal mio punto di vista, io l'ho giocato anche come giocatore per anni, è fantastico perché ti consente di usare la testa e perché è una somma di tanti fattori. Noi abbiamo presenti tutte le squadre quando le vediamo organizzate, dal giocatore più forte al giocatore più fisico, al giocatore più alto al giocatore più basso. Il basket ti permette, qualsiasi sia il tuo talento, di poterlo mettere a disposizione di un collettivo e quella è la soddisfazione più grande che c'è. E poi c'è il risvolto dello sport di squadra, che è quello dello stare insieme, creare legami di amicizia, creare legami affettivi, fare conoscenze che sicuramente, questa è la mia opinione ovviamente, danno qualcosa di più di uno sport individuale. In semifinale Firenze contro Morbegno, se non sbaglio non è andata benissimo perché la formazione toscana è molto molto fisica e a questi livelli conta praticamente un buon 60-70%, però in generale... Ma diciamo che per quella partita in particolare la mia squadra, la nostra squadra non è ancora abituata a giocare a certi ritmi, nel senso che Firenze gioca a una velocità che è molto maggiore rispetto alla nostra e lo ha dimostrato con la press a tutto campo. I miei ragazzi sono andati in difficoltà, però devo dire che nel secondo tempo si sono difesi perché il parziale, se non erro, abbiamo perso di 6, 25-19. Nella seconda parte della partita, una volta riusciti a battere la loro pressione a tutto campo, le cose sono andate meglio. Io sono soddisfatto di come è andato il torneo perché abbiamo perso la prima partita giocandocela con Sergius, perso di 6, poi abbiamo vinto la seconda e soprattutto ho visto i ragazzi anche in questa occasione migliorare un pochettino, e quella è la cosa più importante al di là poi del risultato finale, è quello che loro ogni singola partita aggiungano qualcosina al loro bagaglio individuale sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista agonistico, per cui sono soddisfatto e ci giochiamo il terzo quarto posto stasera. Un sorriso, grazie a Ivan Bianchi, coach del Morbegno. Il risultato intanto 25-49 per la formazione dell'Esquilino Roma, che dilaga e dunque va a conquistare questa 34esima edizione del Trofeo Segni. Rimangono 3 minuti ancora e 54 secondi da giocare. Vi lascio con le immagini di Mattia Tofolon.
3 minuti alla fine, 49-25 per la formazione dell'Esquilino Roma. Ora ancora una bella penetrazione da parte della numero 20 della Pallacanestro Firenze. Si tratta di Eleonora Cerri. C'è dunque in archivio da diversi minuti con la vittoria della formazione di Massimo Baralla che sarà in finale anche per quanto concerne la categoria maschile. La finale sarà proprio Firenze-Roma, match che potrete vedere in diretta streaming su direttasport.it questo pomeriggio con inizio alle ore 19:30. Poi andremo ovviamente a raccontarvi anche tutta la cerimonia di premiazioni. Pallone recuperato adesso dalla formazione fiorentina, arriva il canestro da parte di Lisa Nara Iris Benvenuti. Arriva il tifo da parte dei parietà al maschile dell'Esquilino Roma. Sentite il tifo da parte dell'Esquilino, tifo unito a quello della scuola basket Cagliari del Sublano Solaggius, insomma. Quattresima edizione del Trofeo Segni in preziosità dal prestigioso saluto del presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, che ha detto la scuola basket come tale ha l'obiettivo principale di formare ed educare chi la frequenta. Scuola basket che da 34 anni organizza il Trofeo Segni, momento importante nell'attività della società guidata dal presidente Ermanno Iacci, che fa della presenza sul territorio dell'essere un riferimento prima sociale e poi sportivo per tanti ragazzi e ragazze un proprio punto di forza. Trofeo Segni che va a sublimare il lavoro di un anno basato sulla costanza, che dopo 34 anni è fondamentale, ma anche sull'entusiasmo di tante persone che da volontari contribuiscono alla riuscita sia del torneo sia del progetto educativo che lo sottende. Poi gli auguri di rito al presidente Ermanno Iacci e ai suoi collaboratori, ma soprattutto il benvenuto in Sardegna ai ragazzi e alle ragazze che danno vita al trofeo, con l'augurio, come detto, di divertirsi giocando. 49-28, questo è il risultato, una nuova penetrazione da parte della giocatrice con la maglia numero 31, Benvenuti, subisce il fallo. Trova il primo dei due tiri liberi la giocatrice allenata da Camilla Fontani e fa anche 2 su 2 dalla lunetta, si avvicina dunque sul meno 19, 49-30, manca poco più di un minuto e mezzo. Non forza la formazione romana, se non in quest'ultima occasione, in verità con Ilaria Verrubi, che però poi un'infrazione di passi da parte di Isabella Buonopane.
ultimi 40 secondi del match e allora vado subito a raggiungere il bordo campo per provare a strappare a caldo due considerazioni al coach trionfatore dell'Esquilino Roma, Massimo Baralla. E arriva la tripla finale dell'Esquilino Roma, la mette a segno Ilaria Verrubi e dunque Roma conquista la 34esima edizione del Trofeo Segni nella categoria femminile. Andiamo a pescare Massimo Baralla. Allora coach, vieni, siamo in diretta streaming, complimenti. Una è andata, ce n'è un'altra questo pomeriggio. Ce n'è un'altra oggi pomeriggio, vediamo. Sarà complicato, Firenze è sempre un avversario di livello, però proviamo a rifarci dopo aver perso nel girone. Sarà una finale particolare perché Firenze ha vinto in maniera piuttosto netta con Morbegno, voi vi siete giocata sino alla fine, cosa potrà succedere? Non lo so, loro sono sicuramente i favoriti e questo lo apprezzerà moltissimo il presidente Pierguidi. No, noi ci proviamo, così come ci abbiamo provato fino in fondo con le ragazze. Vincitrici nel girone femminile però sono loro, che dire di questo gruppo? Fantastico, super, non devo dire nient'altro, fantastiche. Adesso vado a fare il grido con loro se mi permette. Assolutamente sì, grazie allora a Massimo Baralla. Rubo una considerazione a... non la trovo però, Camilla Fontane l'avrei voluta avere, purtroppo non è ancora a disposizione, allora vedremo magari dopo se riusciamo a prenderla. Vado a chiudere allora, io direi per ora questa diretta dal parquet di Via Talete a Cagliari, ricordando che in questa, quella che è di fatto la finale femminile, Esquilino Roma vince la 34esima edizione del Trofeo Segni. Vi do appuntamento a questo pomeriggio alle ore 19:30 per la finale maschile che ricordiamo sarà ancora tra Esquilino Roma e Sancat Firenze. A questo pomeriggio. One question, are you still awake? When I'm drunk in the morning, I'm calling you, you my